Bentornato in un nuovo video. Oggi parliamo dei 4 modi in cui le emozioni vengono represse nel corpo, ovvero dalle emozioni represse al dolore ai sintomi cronici. Se non mi conosci, io sono Alessio Veneziano, terapista, fondatore del metodo Neurobalance. Il mio lavoro è aiutare proprio persone che soffrono di dolori cronici attraverso un approccio diverso dal convenzionale, un approccio mente-corpo. Ho aiutato negli ultimi anni differenti centinaia di persone a ritornare a una vita normale. Se soffrivano da sintomi come cervicalgia, dolore lombare, mal di schiena, sapevamo che c'erano delle problematiche, diciamo, emotive in queste persone. Emotive cosa vuol dire? Che ci sono queste emozioni represse, questo stress accumulato nel corpo che è andato poi a sfociare in dolore cronico o sintomi cronici, perché non sono solo dolori, potremmo anche parlare di acufene, di senso di sbandamento, di tachicardia. Ci sono veramente tanti sintomi che il corpo può darci a causa di un sistema nervoso che è andato in ipersensibilità o disregolato. Nulla di grave in questi casi, anche se questi sintomi possono essere molto intensi. Stiamo parlando di sintomi chiamati anche nociplastici. Se non sai, se sei in questa situazione in cui le emozioni represse, lo stress sta causando nella tua situazione dolori persistenti, ti metto un'autovalutazione qui in basso dove potrai fare questo test per capire se i tuoi sintomi sono di questa natura. Se sono di questa natura, questo video ti aiuterà immensamente perché questi 4 modi sono, diciamo, delle escamotage del nostro corpo per farti evitare delle sensazioni negative. Però più le evitiamo e più andiamo a reprimere queste emozioni, che in realtà non è questo un processo sano per lunga durata. Quindi questi 4 modi quali sono? E poi ti dirò alla fine del video qual è la soluzione a questi 4 modi che noi usiamo per reprimere le emozioni. Perché non c'è nessun vantaggio nel reprimere le emozioni, però per qualche motivo il nostro corpo, il nostro sistema nervoso sta adottando questa strategia per sopravvivenza. Andiamo sulla seconda slide. Uno dei modi in cui il corpo evita o reprime le emozioni si chiama alessitimia. È una parola abbastanza difficile. Non ero a conoscenza di questa parola mesi fa, a dirti la verità. Che cos'è l'alessitimia? Prima di tutto non è una malattia, è semplicemente una difficoltà nel riconoscere, identificare e descrivere le proprie emozioni e quelle altrui. Quindi si tratta di un tratto caratterizzato da una ridotta consapevolezza emotiva. Qua c'è la parola chiave, consapevolezza emotiva, e può influenzare lo sviluppo e la regolazione emotiva. È fisica a questo punto, questa è fonte Google. Quindi in parole povere, questa alessitimia vuol dire non consapevolezza delle emozioni, sia emotive che fisiche. Perché parlo di emozioni fisiche in questo caso? Come può essere un'emozione fisica, tu dirai? Se sento tristezza, la tristezza la dovrei sentire cognitivamente. E questo è quello che accade molto spesso, che sentiamo dal punto di vista cognitivo piuttosto che dal punto di vista fisico. Perché quello che siamo andati poi adesso a sentire oggi è dolore, ma in realtà dietro il dolore c'è sempre un'emozione, un'emozione che è stata repressa. Per molte persone parliamo di rabbia, per molte persone parliamo di frustrazione, per molte persone parliamo di tristezza, senso di colpa. Possono essere anche un mix di emozioni. Non complichiamo adesso troppo questo lavoro. L'unica cosa che devi sapere in questo primo modo in cui assorbiamo le emozioni è che non andiamo a identificare consapevolmente quello che sentiamo. Quindi se ti chiedo cosa provi, tu mi dirai o non lo so, e se lo sai, mettiamo che provi frustrazione e tristezza, parliamo di emozioni, non sintomi fisici ancora, tu mi dirai non lo so, non so dov'è questa rabbia, per esempio, non so dov'è questa tristezza, o magari fai difficoltà a localizzarla. Quindi questo succede molto spesso nei miei pazienti. Nelle prime sessioni chiedo dove senti questa rabbia, dove senti questa tristezza e
dopo un po' mi dicono magari la sento nello stomaco, la sento nel petto. Ok, da là c'è poi tutto un lavoro che ti dirò tra poco su come esprimere queste emozioni represse. Quindi, primo modo è l'alessitimia, non consapevolezza delle emozioni fisiche. Un lavoro molto importante in questo caso, nel primo punto, appunto, la ruota delle emozioni. In questa ruota delle emozioni, nel mio corso Neurobalance la vedete, per chi è entrato, noi abbiamo quattro emozioni, 4-5 emozioni, diciamo, principali. Tristezza, spavento, arrabbiato, felice, sorpreso, disgustato. Queste sono, diciamo, le principali, quelle all'interno di questa rosa. Poi ci sono tutte quelle, diciamo, ramificate, perché se ti chiedo sei triste, ok, però magari ti senti colpevole, magari ti senti disperato, ferito, indifeso. Vedete che qua su tristezza ci sono anche delle sottoemozioni e al di sotto di, per esempio, disperato c'è angosciato o impotente. Quindi andare ad avere una sorta di cultura delle proprie emozioni aiuta molto ad identificare quello che sto sentendo e quindi sentire poi quello che sto sentendo nel corpo. Perché è vero, tu sei felice, ma dove senti questa felicità? Per esempio, magari tu sei sereno più che felice. Può essere più dettagliata questa descrizione di come ti senti. O magari ti senti grato, dove senti questa gratitudine. Quindi non solo sei felice, probabilmente se andiamo nel puntiglioso su come descrivere la tua emozione, è più magari gratitudine. Ok, questa è nell'ambito, diciamo, positivo delle nostre emozioni. L'ambito, diciamo, negativo, tra virgolette negativo, questa tristezza, questo spavento, questa rabbia, va in qualche modo ad essere sentita nel corpo. E per chi soffre di alessitimia, che non è una malattia, ricordo, è semplicemente una non consapevolezza delle emozioni fisiche, è difficile già magari dire qual è l'emozione che sentiamo, ok? Ora, primo punto questo. Secondo, il secondo modo in cui le emozioni vengono assorbite dal corpo, quelle represse, è sfuggire dalle emozioni. Quante volte diciamo no, non devo sentire questo, oppure non è importante che io adesso mi senta arrabbiato e quindi cambio totalmente registro e faccio finta di niente e vado avanti con la giornata. Il problema in questi casi è che stiamo comunque assorbendo quelle emozioni inconsciamente e anche nel primo punto è inconscio, cioè non sono processi che noi diciamo ok, consciamente lo faccio così perché mi fa stare bene. È semplicemente un percorso di autoprotezione del nostro sistema nervoso. Quindi questi quattro punti, se tu ti senti, diciamo, connessa a tutti questi quattro punti che ti do, questi quattro modi, non sei sbagliato, non è un problema, anzi è molto comune avere uno di questi quattro punti o avere magari tutti e quattro all'interno della tua esperienza di vita, perché siamo esseri umani, non vogliamo sentirci male, quindi le emozioni negative devono essere, diciamo, non espresse, dobbiamo sfuggire dalle emozioni, magari ci è stato insegnato così o abbiamo appreso così dalle nostre passate esperienze, dalla nostra famiglia. Quindi lo sfuggire dalle emozioni sembra in quel momento un escamotage, diciamo, valida e funzionante, ma a lungo andare quella repressione, quella tristezza, quella rabbia viene comunque non processata all'interno del corpo, quindi rimane comunque stagnante. 3. Vedere le emozioni come dannose. È capitato, mi capita spesso ancora, di avere dei pazienti, clienti che mi dicono per me è difficile arrabbiarmi. Perché? E allora chiedo, se per te è difficile arrabbiarti, che cosa succederebbe se ti arrabbi? Quindi non posso arrabbiarmi altrimenti bla 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 bla. Oppure non posso essere felice altrimenti bla 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 bla. Su questo non posso essere felice, per molte persone sembra una cosa controintuitiva, ma è molto più comune di quello che si pensa. Perché se ogni persona vuole essere felice, giusto? Ma ci sono delle persone che si sentono in colpa di essere felice. Per esempio, perché magari hanno avuto dei lutti molto molto forti, tutti i lutti sono forti, ma magari è mancato un figlio, è mancato una persona cara e quindi non si sentono in dovere di essere più felici, altrimenti mancherebbero di rispetto a quella persona che è mancata. Questo è semplicemente un esempio, però
per farti capire che anche essere felice può essere un problema per certe persone, per certi sistemi nervosi. Queste sono tutte cose che avvengono dal punto di vista inconscio nel nostro corpo, però a lungo danno dei problemi di appunto disregolazione del sistema nervoso. Vedrai tra un attimo di perché questo è un problema, perché tutto questo crea disregolazione. Questo è il terzo, diciamo, modo di reprimere le emozioni. Il quarto, parliamo di evitamento delle emozioni. Quando dico evitamento, non dico non voglio pensarci, semplicemente inconsciamente facciamo un'azione che va a coprire quell'emozione. Quindi mi sento arrabbiato, ok, vado e mangio. Mi sento triste, lavoro. Mi sento in senso di colpa, pulisco la casa. E per ogni persona c'è un evitamento, diciamo, più preponderante. Nel mio caso, quello che io ho sempre fatto è quello dell'allenamento. Se mi sento arrabbiato, mi sento triste, mi vado a allenare. Mi faccio una corsa, vado in palestra, faccio trekking, vado in bici. Anche se questa sembrerebbe, è anzi una attività sana, no? Il muoversi. Tutti ci dicono è importante muovere il corpo, però se lo muoviamo il corpo per evitare un'emozione negativa che dovremmo aver processato almeno un 5-10 minuti in quel momento, se la stiamo sentendo e la evitiamo ogni volta, questo potrebbe uno diventare una dipendenza, quindi io potrei essere dipendente dall'allenamento, anche se molte persone dicono essere dipendente da una condizione come l'allenamento, come lo sport è positivo, in questo caso no, perché stiamo evitando di processare delle emozioni che dovrebbero essere espresse invece che represse nel corpo. Spero che tu mi stai seguendo in questo caso. Molte persone soffrono adesso non mi ricordo come si chiama in particolare quella sul cibo, ma parliamo comunque di persone che vanno a mangiare, quindi a evitare o a coprire emozioni negative attraverso il cibo. Ecco che lì poi capiamo bene che avere un nutrizionista non serve moltissimo. O meglio, non hai un problema di cibo, cioè non hai un problema di sovrappeso perché mangi le cose sbagliate, ma probabilmente stai mangiando per coprire una problematica emotiva. Questo accade molto spesso. La stessa cosa nel lavoro, questo lo vedo anch'io. Evitiamo delle condizioni in cui ci fanno stare male col lavoro, lavorando molto. Ultimamente seguo un mio cliente che mi dice tutto andava bene fino a che ho avuto dolori lancinanti alla zona del collo e oggi posso dire che tutti questi dolori sono arrivati perché stavo reprimendo tanto e stavo lavorando tanto. Il lavoro di per sé può essere un qualcosa che non ci dà problemi, nella maggior parte dei casi, ma se lavoriamo per coprire delle emozioni, lì è un problema. Stessa cosa sulla pulizia. Quando dico pulizia è perché molte persone, anche qui, sento che magari ordinano o puliscono l'appartamento, la casa, quando sono in stati emotivi negativi. È normalissimo, ok? Questi sono evitamenti che arrivano per una condizione, se vogliamo, di sopravvivenza del sistema nervoso e quindi abbiamo imparato inconsciamente a evitare in questo modo. Ora noi siamo consapevoli attraverso queste cose che ti sto dicendo di partire e accettare che questi sono evitamenti e quindi quando le emozioni arrivano sappiamo che se andiamo a coprirle con la pulizia, l'allenamento, social media, scrolling, no? Andare giù sempre con lo scrolling su YouTube, su Instagram e non pensare alla nostra situazione, questo è un problema a lunga durata, e quindi dovremmo farci qualcosa a riguardo. Come le emozioni quindi represse creano sintomi cronici? Guarda bene questa slide perché qui si trova molta verità è sulle cause del dolore persistente, sui sintomi cronici. Molte persone non sanno qual è la causa e qui vediamo una causa molto comune. L'emozione arriva, qualsiasi emozione stiamo parlando, possiamo parlare di rabbia, tristezza,
ti ho fatto vedere prima che c'era quella rosa delle emozioni, ecco che lì probabilmente il primo step è capire quale emozione arriva, ma qualsiasi essa arriva, tu la senti e resisti a quell'emozione, quindi con la mancata consapevolezza, perché non sai neanche probabilmente che emozione si tratta, leviti o la invalidi dicendo questa cosa per me non è importante, l'invalidamento dell'emozione. Quindi il terzo step, quello che succede dopo questa resistenza di questa emozione che arriva ma non la sentiamo, la vogliamo evitare, quindi c'è una resistenza, è che il sistema nervoso va a disregolarsi a lungo andare. Disregolarsi vuol dire che o si trova in una situazione in cui per lui è dannosa e quindi combatte quella situazione con battito cardiaco aumentato, contrazione muscolare, vuole fuggire perché c'è probabilmente una sorta di rischio nel stare in quella situazione o un congelamento. Vedi che qua ho messo tre stati del sistema nervoso principali: combatti, fuggi e congelamento. Nel combatti e fuggi c'è una sorta di voler esplodere, voler fuggire, voler combattere quella situazione inconsciamente. O un congelamento. Congelamento vuol dire stanchezza cronica. Molte volte questo succede a causa di emozioni represse, stress represso e assorbito per molto tempo. Quindi ricordo che non è quello che è successo a noi in passato che fa la differenza, ma come abbiamo reagito a quello che è successo in passato o nel presente. Questo è importante perché molte persone pensano, il mio passato è stato traumatico, ecco perché il mio sistema nervoso è disregolato oggi. Da una parte sì, ma è perché tu hai reagito in quel modo e non deve essere una tua colpa di come hai reagito, principalmente, ok? Questo è importante. Quindi l'ultimo passo, 4, è che i sintomi si aggravano, perché ovviamente se un sistema nervoso disregolato reagisce in quel modo, ovviamente da qualche parte questa energia che viene repressa deve fluire. E se non può fluire attraverso la consapevolezza, ho scritto un libro che ti metto magari in descrizione, Il potere della consapevolezza, che ti spiega qual è il mio lavoro, in sostanza, che faccio con i miei pazienti per aiutarli a curare i dolori cronici o i sintomi cronici. Attraverso quindi la consapevolezza stessa riusciamo a esprimere queste problematiche. Quindi se i sintomi si aggravano, cosa succede? Entriamo in un circolo vizioso di sento il sintomo, arriva l'ansia, la reprimo nuovamente perché non devo essere in ansia, mi hanno detto che non posso essere in ansia, o i miei genitori mi hanno detto che non posso arrabbiarmi, o la vita mi ha detto non posso essere triste. E quindi poi c'è di nuovo una resistenza e nuovamente un sistema nervoso disregolato. Questo è un circolo vizioso che da qualche parte deve uscire. Qual è quindi la soluzione? In questa slide vedi qual è la soluzione. L'emozione arriva, ti identifichi con quell'emozione, c'è penso un errore di scrittura, ti identifichi con l'emozione, qualsiasi essa sia, è tristezza, è paura, va bene, ci sta. Capisci che però quel sintomo fisico è un sintomo che è creato da un sistema nervoso ipersensibile, disregolato. Quella paura, per quanto sia infondata, perché non stai comunque morendo, non è una situazione grave, maligna, validi l'emozione. Quando validi l'emozione, senti l'emozione nel corpo, la senti nel corpo perché molte persone rimangono nel pensiero invece nel sentire. L'emozione deve essere sentita, non deve essere capita inizialmente. Deve essere sentita e processata. La processiamo attraverso guardandola, sentendola, accettandola e comunque essere anche compassionevoli su di noi, perché se ci sentiamo in colpa per qualcosa e evitiamo quella colpa, non stiamo avendo compassione di noi. Qui si potrebbero aprire tanti altri rami, magari la mancata autostima o qualsiasi altra problematica interna che abbiamo. Ma qui c'è una validazione dell'emozione, deve esserci. Quindi ogni emozione è valida, ogni emozione soprattutto è sicura, non è qualcosa da evitare, non è qualcosa da coprire. Te lo sta dicendo una persona che ha coperto per molto tempo le emozioni, fin quando non ho avuto io stesso dolori cronici al collo, e una volta che ho capito questi meccanismi, ho pensato non solo dal punto di vista cognitivo, ma ho sentito dal punto di vista fisico che quello che stavo reprimendo non mi stava facendo stare bene, quindi tanto vale era esprimerlo e processarlo.
Il sistema nervoso, quindi il punto 3, quando vai a validare l'emozione, la processi, tu dirai come fai a processare l'emozione? Sentendola e rimanendo nell'emozione, quella che è, che può essere anche sintomo fisico in questo caso. Quando rimaniamo leggermente distaccati, ma sentiamo quell'emozione e non la reprimiamo più per anche solo un minuto, il sistema nervoso va in regolazione perché nota che quella cosa che sta sentendo non è qualcosa a cui lui deve fuggire e quindi c'è un'attivazione vagale. Molte volte si parla di attivazione vagale come attivazione del nervo vago. Qui c'è un altro topic che si va a aprire. Ho fatto un video nel passato che si chiama sul nervo vago, adesso non ricordo il titolo, ma nel mio canale YouTube vedi se scrivi nervo vago Alessio Veneziano. Quindi cosa succede? Che in questo caso fisiologicamente il battito cardiaco va giù, la contrazione del corpo diciamo, smolla, tra virgolette, ti rilassi dal punto di vista corporeo e quindi se ti rilassi dal punto di vista corporeo c'è una interazione, c'è una correlazione quindi tra mente e corpo, c'è un'unione in questo caso, c'è un'unione e quindi i sintomi si riducono. Se i sintomi si riducono, le tue emozioni che arrivano sono più gestibili, non è più quell'ansia che vuoi evadere. Se senti l'ansia in questo caso, non la vai più a evadere, di nuovo la vai a sentire, la vai a accettare con compassione perché sai che quest'ansia è benigna, è un senso di protezione che il corpo ti sta dando, allora poi ogni volta che reagisci attraverso appunto questa pratica di accettazione, il sistema nervoso va in regolazione. Più volte compiamo questo ciclo nel giorno, più diamo sintomi, diamo input positivi al nostro sistema nervoso. Ovviamente questo vale anche nel contrario. La maggior parte delle persone che soffrono di dolori persistenti o sintomi persistenti stanno facendo questo stanno facendo l'opposto. Lo so che non è una cosa facile, è il percorso più difficile in Neurobalance nel mio percorso è proprio questo, il capire come accettare le emozioni, ma ci sono proprio dei processi specifici, degli step da seguire. Questi sono in generale gli step da seguire. Se sei curioso o curiosa di capire quali sono gli step e qual è il processo che uso per aiutare i miei clienti, ti invito a vedere il link in descrizione dove noti magari il mio sito web, però il primo passo è capire se ti trovi in questa situazione, perché la maggior parte delle problematiche di sintomi cronici arrivano perché la persona è in ansia della propria situazione fisica, perché nessun terapista, nessun medico gli ha detto la causa, quindi non sapendo la causa cerca continuamente differenti diagnosi per capire dov'è il problema reale, che problematica, che magari pensa la problematica è gravissima, è un tumore, è una malattia autoimmune. In realtà qua stiamo parlando del più dell'80% dei dolori cronici ha una componente con fattori psicologici e sociali. Ciò non vuol dire che il problema è nel cervello, nella testa. È creato dal cervello, dal sistema nervoso centrale, ma non è qualcosa che ci inventiamo e non è qualcosa di cui farne una colpa. Non è perché sei più sensibile di altri, sei più debole di altri. No, si è regolato in questo modo il sistema nervoso, o meglio, disregolato in questo modo a causa di repressioni, a causa di stress ripetuti, a causa di traumi, se vogliamo, nel passato che non sono stati processati e oggi abbiamo tutta una conseguenza di questa repressione delle emozioni. Ma è possibile ritornare a stare bene. La maggior parte delle persone attraverso neurobalance o attraverso diciamo una terapia psicosomatica ritorna a stare bene anche al 100%. Questo è tutto quello che volevo dirti. Nei prossimi video ti dirò quali sono gli step di validazione dell'emozione. In particolare stiamo parlando di una tecnica che si chiama tracciamento somatico. Vedi magari qualche video su YouTube sul mio canale dove ti spiego proprio i passi o ti guido attraverso un audio su questo processo, diciamo, psicosomatico di regolazione del sistema nervoso. Non è l'unico, ci sono altre regolazioni come il tapping, ma senza andare troppo nel puntiglioso adesso con le tecniche,
questi quattro step sono quelli che ti devi ricordare. Quindi validare l'emozione attraverso la curiosità, l'accettazione e la compassione. Se non sai però che la tua problematica è puramente creata dalla mente e non da una problematica di danno del corpo, ovviamente l'ansia può andare su. E quindi ti indico l'autovalutazione qui in basso per finalmente iniziare dal primo passo, quello dell'accettazione della propria diagnosi, insomma, psicosomatica, che per molte persone questo non viene fatto. Quindi è importantissimo iniziare da questo punto, dall'autovalutazione. Per adesso è tutto, ti lascio al prossimo video che ti lascio qui in alto e ci vediamo presto. Ciao!